Benvenuti compatrioti napoletani e siciliani. Sono Giuseppe Pomeo, reggente del Regno delle Due Sicilie. Il giorno 15 ottobre 2022 Giuseppe 40, detto Peppe, correggente del Regno delle Due Sicilie dal 2014, ci ha lasciato. La sua dipartita è una perdita umana molto grave. Ci lascia un napolitano valente, un combattente indomito, un patriota verace. Le sue intuizioni sono state importanti per la rinascita del Regno delle Due Sicilie, soprattutto quella di creare un Parlamento dove ogni cittadino è parlamentare, di utilizzare istituzioni ultrademocratiche, di ritornare alla democrazia diretta come si faceva nelle antiche polis greche. La perdita umana di Giuseppe 40 non potrà mai essere colmata. Ci mancherà a tutti noi, napoletani e siciliani, che l'abbiamo conosciuto e con lui condiviso ideali e lottato. Sono sicuro che mancherà anche a quegli indipendentisti stranieri che con lui hanno condiviso lotte e ideali. La dipartita di Giuseppe 40 lascia un vuoto istituzionale. Questo può e deve essere colmato dagli organi statutari del Regno delle Due Sicilie, che stanno lavorando a tale scopo. È giusto e doveroso fare un breve resoconto di come in questi anni è stata organizzata la reggenza del Regno delle Due Sicilie, per far capire a chi è meno addentrato nella lotta per l'indipendenza che abbiamo gli strumenti per mantenere la continuità istituzionale del Regno delle Due Sicilie e per rassicurarvi in questo momento delicato. L'8 dicembre 2013 a Torre Colimena, in terra d'Otranto, ovvero in Salento, Giuseppe 40, Cesare Rizzello, detto Pompilio, ed il sottoscritto, in virtù della pragmatica del 1737 di Re Carlo VII di Napoli e Carlo V per la Sicilia, che sancisce, in caso di mancanza del re, è il popolo che prende il governo della nazione, ed in continuità con il governo in esilio di Francesco II, di cui è successore, hanno ricostituito il governo del Regno delle Due Sicilie ed il popolo in quel giorno ha preso il governo della nazione e vuole liberarla dallo Stato occupante, ovvero dalla sedicente Repubblica Italiana. Nel 2014 il Parlamento delle Due Sicilie ha deliberato che, non avendo mai cessato di esistere lo Stato delle Due Sicilie ed essendo questo al momento dell'invasione 1860 una monarchia, dovrebbe avere un successore legittimo di Francesco II come capo di Stato. La dinastia Borbone-Napoli-Sicilia, che regna sul Regno delle Due Sicilie al momento dell'invasione, dopo 5 anni di guerriglia senza risultato, ha rinunciato a liberare il Regno delle Due Sicilie. Questo però non impedisce al popolo, in base alla pragmatica di Carlo VII del 1737, di prendere il governo delle istituzioni delle Due Sicilie. Qualora non ci sia un sovrano che voglia o possa assumersi questa responsabilità, diventa necessario costituire un consiglio di reggenza formato da A.
Capo del governo, B. Presidente del Parlamento, C. Presidente dell'organo di controllo dell'amministrazione della giustizia. Il Consiglio di Reggenza resterà in carica fino a quando non si troverà un sovrano che si piglia le sue responsabilità, oppure fino alla riconquista dell'indipendenza. In quest'ultimo caso il Consiglio di Reggenza si scioglierà appena eletto il primo Presidente della Repubblica. Nella stessa seduta del Parlamento sono stati individuati come reggente A. Giuseppe Quaranta, nel 2014 capo del governo, B. Cesare Rizzello, nel 2014 Presidente del Parlamento, C. Joseph Pomeo, nel 2014 Presidente dell'organo di controllo dell'amministrazione della giustizia. Dal 2015 al 2018 Giuseppe Quaranta, Cesare Rizzello e Joseph Pomeo hanno a rotazione occupato le tre cariche di A. Capo del governo, B. Presidente del Parlamento, C. Presidente dell'organo di controllo dell'amministrazione della giustizia, restando i tre reggenti in carica. Nel 2018, in un'altra riunione del Parlamento delle Due Sicilie, si è deliberato di lasciare la reggenza permanentemente ed indipendentemente dalle cariche pubbliche occupate ai reggenti A. Giuseppe Quaranta, B. Cesare Rizzello e C. Joseph Pomeo, in quanto l'Assemblea ha ritenuto che questi tre napolitani non solo hanno ricostituito le istituzioni del Regno delle Due Sicilie, ma sono gli unici affidabili che non tradirebbero il Regno delle Due Sicilie, in quanto la maggioranza dei parlamentari temeva che affidare la reggenza ad altri poteva portare all'incresciosa situazione di avere uno o più reggenti che avrebbero potuto collaborare con lo Stato occupante e distruggere la credibilità del percorso indipendentista e creare altri gravissimi danni al Regno delle Due Sicilie. In quella stessa riunione si deliberò che i reggenti sarebbero restati in carica fino a quando gli era possibile e in caso di impossibilità a continuare avrebbero individuato successori validi, ma soprattutto affidabili, nel senso che non avrebbero tradito il Regno delle Due Sicilie. Nell'estate del 2022 avevo proposto al Parlamento di creare una legge organica per la successione alla reggenza, proposta accolta dagli altri due reggenti. Stavo lavorando alla stesura del disegno di legge da sottoporre al Parlamento, disegno di legge che sarà presto completato e messo in discussione all'ordine del giorno della prima riunione utile del Parlamento, lo stesso che delibererà urgentemente per il successore alla reggenza al posto di Giuseppe Quaranta. Rassicuro tutti i cittadini delle due nazioni che compongono il Regno delle Due Sicilie, la nazione napolitana e la nazione siciliana, che il nostro Stato non resterà senza una guida. Intanto c'è il sottoscritto che svolge il ruolo di reggente. Sostituire il nostro re assente è già una grande responsabilità per un consiglio di 3 persone. Figuriamoci con un reggente in meno. Per questo vi prometto che farò tutto quello che nelle mie possibilità e capacità per assicurarvi il completamento del terzetto dei reggenti, per continuare a sostenere la lotta verso la liberazione dall'occupazione straniera del Regno delle Due Sicilie. Un caro saluto e abbraccio a tutti da reggente Joseph Pomeo.